Buonasera, ben ritrovati con 20:10. Questa sera in trasmissione abbiamo l'ex sindaco di Padova e candidato sindaco al prossimo ballottaggio di questa domenica, Massimo Bitonci. Buonasera, buonasera direttore, buonasera a tutti. Buonasera dottore. Domani è il suo compleanno, quindi tanti auguri. Domani 52 anni. Ecco, è anche quello un traguardo, nella vita ogni anno c'è un traguardo nuovo. Sono anche molto contento, insomma, di quello che è successo dopo 7 mesi e mezzo di campagna elettorale, diciamo, rispetto a quello che è successo a novembre con la sfiducia di 5 consiglieri della maggioranza, di tutta quanta l'opposizione, che sono andati nottetempo dal notaio a, insomma, firmare la caduta della nostra amministrazione, quindi da una situazione diciamo molto negativa. Insomma, abbiamo cominciato una lunga rincorsa e devo dire molto anche positiva negli ultimi mesi, ultime settimane, quindi sono sicuro che è passato un messaggio importante anche di continuità rispetto ai lavori di 2 anni e mezzo. Quelli che sono andati al notaio si sono spostati tutti quanti dall'altra parte, il che va bene. Io dico sempre: chi tradisce una volta nella vita continua a farlo più volte, ma storicamente l'abbiamo visto anche a Padova, quindi siamo pronti per tornare a guidare la nostra città. Allora, domani vedremo, anzi domenica sera vedremo se i padovani le faranno un bel regalo per i suoi 52 anni. Senta, dottor Bitonci, è stata una campagna elettorale durissima, come lei diceva. Sulla carta Giordani e Lorenzoni assieme potrebbero avere più voti di lei, ma lei al primo turno ha avuto il 40% contro il 29% del suo avversario. Conta secondo lei questo blocco, la coalizione, oppure alla fine è la persona che viene votata, a prescindere dalle alleanze? Ma intanto il risultato del primo turno è un risultato molto buono, perché ricordiamo anche i sondaggi che giravano, che erano, insomma, stati esplicitati dalla controparte e davano ovviamente me più basso e Giordani molto molto più alto, quasi un testa a testa. In realtà il testa a testa non c'è stato, perché 11 punti di differenza sono molti. Giordani raccoglie un risultato ancora inferiore rispetto a quello di Ivo Rossi del 2014, quando chiuse con un 33%, io il 31%. Io ho 10 punti in più rispetto alle elezioni del 2014, quindi abbiamo consolidato, insomma, un elettorato di centrodestra molto, molto positivo. In politica i voti non si sommano, perché questa è una cosa, direi, fondamentale, anche perché dopo alla fine rimangono due candidati sindaci, e questa è l'elezione diretta del sindaco, non del vice sindaco o dell'assessore. Alla gente può anche importare, ma in realtà l'elezione diretta, che dovrebbe essere un modello anche nazionale, io lo continuo a ripetere, se devono modificare le norme elettorali, che le facciano più vicine alle norme sui sindaci delle città, con maggioranze anche certe e con l'individuazione subito di un sindaco e quindi anche magari di un premier a livello nazionale. Si vota la faccia, si vota Massimo Bitonci, si vota chi ha dato, mi pare in maniera molto anche concreta, ha dato voce alla gente, chi ha lavorato per non solo 2 anni e mezzo a Padova, ma per tanti anni nel fare l'amministratore locale, quindi seguendo quelli che sono gli interessi dei cittadini, non gli interessi di parte, che sono le motivazioni che hanno coalizzato questa grandissima maggioranza contro Bitonci. Però questa maggioranza contro Bitonci poi alla fine, abbiamo visto già al primo turno, insomma, ha dato un risultato non positivo. Chi ha votato Lorenzoni e chi ha votato Giordani adesso, direttore, si trovano in una situazione diversa rispetto a prima, perché prima dicevano che nessuno avrebbe appoggiato l'altro, anche per 2 storie completamente diverse, no? Dietro Lorenzoni si è creata questa coalizione
che sembrava molto neutrale, no? Anche il nome Coalizione Civica, una cosa molto così neutra, quasi della società civile, però dopo, quando si è andati al voto del primo turno, vengono fuori i voti, mettevano, io mi ricordo i confronti che abbiamo fatto con i candidati, venivano i professori universitari, alcuni che hanno, venivano certe persone, quindi è stato un voto forse di simpatia anche a Lorenzoni, anche di novità, però che ha sempre preso il 22% rispetto al 40% che ho preso io, quindi questo è anche un dato fondamentale. Però adesso chi va in Consiglio Comunale? Quindi l'operazione trasparenza di questi 15 giorni dopo il voto è stata: guardiamo chi avete detto chi siete e chi invece va in Consiglio Comunale. Beh, in Consiglio Comunale vengono con l'accordo con Giordani 9 persone della coalizione di Lorenzoni, allora 4 di una lista e 5 dell'altra. Nella lista di sinistra vengono su al primo posto una signora di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, al secondo posto una antagonista di sinistra, al terzo posto un ragazzo, anche se lui continua a smentire, che ha scritto nella sua pagina: non dimentichiamo mai da dove veniamo, l'ha scritto proprio la sera, andate a vedere, insomma, la sera della sua elezione, non dimentichiamo mai da dove veniamo, postando una foto del centro Pedro e degli antagonisti con il pugno così. Quindi adesso smentisce, però in realtà, ecco, mi pare una cosa evidente e chiara. Poi Marinello, ecco, questo lo dico chiaramente, che è stato già consigliere per 1 anno e mezzo, ecco, che è molto vicino in passato agli ambienti dell'autonomia operaia, poi chi lo conosce sa quello che dice, lui fa certe raccomandazioni la mattina, quando ci si alza la mattina, secondo lui bisognerebbe fare una certa cosa, ecco, perché la giornata sia tranquilla, ecco. O magari prima del Consiglio Comunale diceva ai nostri ragazzi: vi consiglio di fare questa cosa, ecco, in maniera molto libera e aperta. Quindi capite anche che mentalità un po' strana e che insegnamenti per i nostri ragazzi completamente sbagliati. E poi, dulcis in fundo, il grande ritorno in Consiglio Comunale di Daniela Ruffini, l'ex Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio che portava le persone ad occupare le case, che portava gli antagonisti a fare l'occupazione all'interno del programma di Lorenzoni. Ieri l'abbiamo detto, ovviamente è stato nascosto da alcuni quotidiani locali oggi, ma andate a vedere bene nel programma, c'è una parte dove si dice: facciamo una verifica delle case sfitte, sì, dei privati e quelle pubbliche. Perché? Perché dobbiamo risolvere il problema della mancanza di alloggi. Quindi procedendo anche con gli sfratti. Questo, no? Si chiama il blocco degli sfratti. Questo si chiama esproprio proletario. Io è anni che non sento una proposta di questo tipo, neppure nelle città governate dall'estrema sinistra. Cioè l'idea di andare a occupare le case dei privati per metterci le persone in difficoltà. Per le persone in difficoltà ci pensa l'Ater e ci pensa il Comune di Padova, l'abbiamo sempre detto. Se c'è una famiglia, va bene, con bambini minori che è in difficoltà, cioè si chiama emergenza abitativa, ma non occupazione di case degli altri. Ma la cosa più tremenda, direttore, è che è la frase dove dicono dare la residenza, va bene, e quindi anche con certificato anagrafico a chi occupa gli alloggi. Abbiamo fatto una battaglia di 2 anni e mezzo insieme alla questura e alla prefettura per chiudere e mandare via gli occupanti abusivi di alloggi pubblici, come gli squat che ci sono a Londra, come ci sono in alcune situazioni di degrado in alcune grandi città di carattere europeo. Ma non vogliamo tornare indietro nel tempo, quindi direi delle proposte veramente estremiste. La prima cosa che ha detto la Ruffini che farà il primo Consiglio Comunale sarà cancellare il regolamento di assegnazione delle case popolari, dove Massimo Bitonci, primo caso in Italia, copiato adesso anche dalla regione Liguria, anche da Totti la regione Liguria, che ha avuto un grande consenso, in base agli anni di residenza. Abbiamo detto chi ha più di 10, 15, 20 anni, prendono gli 8 punti della legge regionale e finalmente il 95% delle assegnazioni delle case popolari a Padova l'anno scorso sono andate a cittadini italiani, mentre prima quando c'era la Ruffini, la maggioranza delle case andava a cittadini stranieri. Per me i cittadini sono tutti uguali, però diamo una priorità ai nostri, ai residenti.
Senta, dottor Bitonci, la madre di tutte le battaglie è quella del nuovo ospedale, no? Giordani e Lorenzoni dicono no, non bisogna fare perché è uno spreco di soldi. Lei dice Padova ha diritto, come tutte le altre grandi città, ad avere un nuovo non so come. Questa è una cosa direi incredibile. Ieri sera abbiamo avuto Luca Zaia in un bellissimo comizio che abbiamo fatto in centro, in piazza Cavour, direi anche estremamente partecipato. Se volete tutte queste cose possono essere riviste nella mia pagina Facebook che ha più di 52.000 contatti. Mettete mi piace sulla pagina, andate a vedervi anche tutti gli interventi, perché è giusto quando si vota sapere anche quello che ha detto Bitonci, che ha detto Zaia, che ha detto anche Giordani. Adesso metteremo anche i confronti fatti come questo di stasera o come quelli fatti negli scorsi giorni, li mettiamo nella nostra pagina Facebook. La gente il voto deve essere un voto consapevole. Sull'ospedale Zaia ha detto chiaramente o si fa Padova Est o non si fa l'ospedale ieri. Il titolo del Gazzettino oggi e del Corriere è chiarissimo: o si fa Padova Est o non si fa. Abbiamo lavorato 2 anni e mezzo per scrivere un accordo di programma dove il Comune di Padova con Massimo Bitonci ha trovato 500.000 metri quadri, va bene, capite, 500.000 di metri quadri, come chiedeva l'università, per fare il nuovo polo della salute di tipo universitario, della ricerca scientifica col campus. Io penso che Padova, dopo tanti anni, va bene, altro che 2 torri, 2 silos, la proposta ridicola presentata l'altro giorno, non so se avete visto, guardate che proposta che hanno fatto Giordani e Lorenzoni, 2 centrali nucleari quasi di 30 piani in centro a Padova, in via Giustiniani, che guardano il Santo, che guardano la parte storica della città, il Prato alla Valle. Ma io penso una cosa pazzesca. Zaia ha detto i tecnici, la regione, il comune, l'azienda, l'università hanno detto che non si può realizzare il nuovo su Vecchio, bisogna cercare una nuova area. Massimo Bitonci ha trovato una nuova area, l'accordo di programma era pronto a novembre dello scorso anno, la Regione Veneto l'ha portato in giunta regionale, lo ha approvato una settimana dopo della caduta della nostra amministrazione. Capite perché anche ci hanno mandato a casa e che interessi ci sono sotto questa operazione? Perché il PD lo voleva a Padova Ovest su terreni di privati. Andate a vedere i nomi e cognomi di privati proprietari di quei terreni, cosa avevano detto sul valore, ecco, e le promesse fatte negli anni precedenti dal 2 Zanonato Galan. Questa è un'operazione chiarezza. Io è anni che dico queste cose, non ho preso mai nessuna querela, ma sapete perché? Perché sono cose assolutamente vere. Quindi il progetto è il nuovo ospedale, polo della ricerca su Padova Est. E cosa resta in centro? Che questo è il cruccio dei padovani. In centro, l'ha detto ieri sera Zaia, ma è scritto all'interno dell'accordo di programma, rimane Sant'Antonio, l'ospedale di Padovani, l'ospedale d'eccellenza dei padovani, 1000 posti letto al Sant'Antonio, 1000 posti letto per la ricerca a Padova Est, in centro a Padova, e dove è stato recentemente ristrutturato e ampliato il policlinico proprio di fianco al monoblocco. E con che cosa? Anche con i fabbricati nuovi del nuovo polo pediatrico che verrà realizzato a brevissimo, la progettazione è già in corso, la Regione ha già messo 53 milioni di euro, quindi capite che investimento importante. Sopra la pneumologia, i padovani sanno insomma qual è la palazzina della pneumologia, completamente insomma da abbattere e da ristrutturare, la pulizia delle mura, perché molti dipartimenti sono sopra le antiche mura di Padova che verranno invece ristrutturate. È nel nostro programma già finanziato il restauro delle mura padovane, quindi restituiamo il parco delle mura ai padovani, restituiamo il collegamento Giardini Treves, ci sarà l'eccellenza comunque padovana, l'ospedale di Padovani in centro a Padova, va bene, e gli altri fabbricati obsoleti verranno abbattuti. Io penso che questa sia la soluzione migliore. Allora, chiariamo una cosa, il direttore della scuola di medicina, la più antica che c'è al mondo, dottor Plebani, professor Plebani, il professor Rizzuto e tutti quanti gli altri hanno detto e hanno firmato, io ieri ho mostrato anche i documenti che non erano usciti, va bene, della decisione che aveva già preso l'Università di Padova e scuola di medicina. Altro che qualcuno che va a raccontare, ma l'università no, sono usciti direttamente. E cosa c'è scritto in questo documento? E qua chiudo anche il mio ragionamento sull'ospedale. È scritto chiaramente che è come
tra virgolette, è come cambiare il motore di un aereo mentre è in volo. Cioè tornare su una proposta di nuovo su vecchio in centro storico, quindi vorrebbe dire il disastro. Quindi pensate cosa ha scritto l'università e cosa vuole l'università. L'università vuole un nuovo ospedale, come è stato fatto a Treviso, come è stato fatto a Venezia, va bene, a Mestre, come è stato fatto a Verona, adesso tocca a Padova. Allora una brevissima pausa e poi torniamo con Padova al voto, parla Massimo Bitonci, state con noi. Di nuovo con il candidato sindaco di Padova Massimo Bitonci a 20:10. Dottor Bitonci, Barbara Degani in un'intervista le ha dato dell'estremista e ha detto ma parla tanto di migranti, quando c'era lui ce n'erano 900, adesso sono 600. Intanto rispondo a Barbara Degani che è sottosegretario non eletto. Da presidente della provincia nel 2014 ha fatto una lista, ha preso lo 0, su questa elezione, sempre del 2017, il suo appoggio alla lista ha portato, mi pare, 50 preferenze alla sorella, quindi capite qual anche è il peso in città di Padova, e qua chiudo il ragionamento. Io penso che uno come me, che ha fatto il sindaco 10 anni, il vice sindaco 8 anni, ha fatto 2 anni e mezzo il sindaco di Padova, ha avuto anche ruoli importanti, ecco, e ha fatto una scelta di vita rinunciando al capogruppo al Senato per fare il sindaco di Padova, è tutt'altro che estremista. Diciamo che è comodo per loro dire questa cosa, la gente che mi conosce sa benissimo che io invece sono una persona determinata e dopo tutto anche su questa questione del carattere, che così ne parliamo una volta per tutte, cioè io penso che la gente vuole un sindaco che abbia un carattere come Massimo Bitonci, un carattere come avevano anche altri sindaci magari prima di me a Padova o in altri comuni. Non posso pensare a un sindaco che sia, io dico una battuta, ecco, ma per far ridere, insomma, una minestrina, ecco, riscaldata. Cioè, il sindaco deve essere comunque determinato, deve ascoltare tutti, deve cercare di mediare, però alla fine bisogna decidere. Guardate la rotatoria della Stanga, era 30 anni che pensavano la facciamo, non la facciamo, andiamo avanti, non andiamo avanti, ma forse non ce la facciamo. I professori universitari dicevano ma, di ingegneria dicevano ma non funzionerà mai, i tecnici del comune ma il sindaco non può farla perché ma sarà costretto a rimettere i semafori. Un po' di coraggio. Io ho detto no, si va avanti, me ne assumo io tutte le responsabilità. Mi sono assunto le responsabilità, la rotatoria della Stanga funziona benissimo. Prima mezz'ora passano 150.000 persone al giorno in quell'incrocio. Sapete quanto in termini di PM10, di tempo guadagnato al lavoro, di tempo ad aspettare in coda, di gente che arrivava in ritardo, abbiamo risparmiato? Vorrei fare un calcolo in un anno i padovani, anche in termini economici, cosa risparmiano quando tu fai una rotatoria invece di semafori. In Viale Codalunga ci sono una serie di semafori infiniti. Io l'anno scorso ho cominciato un progetto, una rotatoria, 2 rotatorie, 3 rotatorie, i lavori cominciano adesso, ma tutta Padova sarà così, la viabilità è importantissima, arrivano a Padova 250-300.000 persone in una giornata, va bene, 500.000 persone nella città metropolitana Padova, la viabilità deve essere uno dei primi obiettivi della nostra amministrazione e io tutt'altro che, io cerco sempre di ragionare come farebbe un buon padre di famiglia, questa è la realtà. Cioè, questo è sempre il criterio che mi ha portato avanti nell'amministrare il bene degli altri e lo faccio usando la mia macchina, senza farmi fare mai un rimborso, con il taglio dello stipendio del sindaco, 150.000 euro di risparmio di indennità che dovevano andare agli amministratori, abbiamo fatto il buono per le famiglie con portatori di handicap e gli anziani. Sarà poca cosa, va bene, però prima spendevano 3.000, il solo Zanonato spendeva 3.000 euro al mese di rimborsi spese, di ceni, di pranzi, di tramezzini in giunta, zero l'amministrazione Bitonci. Sarà poco, come ha detto qualcuno, però io penso che bisogna dare sempre, noi dobbiamo essere i primi che ci togliamo qualcosa, prima di parlare invece della politica a livello nazionale.
Senta, lei concluderà la sua campagna elettorale passeggiando all'Arcella, no? Qui entriamo nel tema sicurezza. Che fattore sarà quello della sicurezza a Padova? È il fattore fondamentale, importantissimo. Noi in 2 anni e mezzo, e rispondo a chi non capisce lo sforzo che è stato fatto, abbiamo assunto 50 agenti della Polizia Municipale, nonostante i problemi di bilancio che ovviamente hanno tutte quante le amministrazioni, pur avendo sempre chiuso i bilanci inutili e non avendo fatto i tagli del sociale che hanno raccontato, tutte delle stupidaggini colossali. Ma abbiamo assunto 50 agenti che erano prima a tempo determinato, sono diventati a tempo indeterminato, quindi Padova ha 300 agenti della polizia locale. Abbiamo aperto una sede distaccata alla Guizza, abbiamo aperto una sede distaccata all'Arcella, che inaugureremo settimana prossima perché è stata tenuta ferma da novembre, c'è l'insegna fuori ma non ho avuto il coraggio per non influenzare le elezioni, come se fare una cosa per i cittadini non è influenzare le elezioni. Le opere pubbliche tenute a ferme in questi 2 o 3 mesi, che stanno partendo questa settimana, dal Colbacchini all'asfaltatura, illuminazione pubblica, sono uno sfregio nei confronti dei padovani, perché tutti sanno che programmazione dello scorso anno, gare fatte lo scorso anno, per averle tenute ferme 2 o 3 mesi per non favorire Massimo Bitonci, è un grave errore. Adesso i padovani vedono i cantieri, ma guardate che non sono cantieri del 2017, sono cantieri del 2016, questa è la realtà. E la sicurezza è al primo posto, 300 telecamere programmate quest'anno, iniziano adesso i lavori, di 1000 telecamere programmate nel triennio. Pensate cosa vuol dire una telecamera intelligente con un nuovo software che quando si sposta una persona, quando corre una persona, quando si forma un gruppo di persone, l'operatore dall'altra parte può zoomare, può guardare perfino una moneta o individuare perfettamente il volto di quella persona. Sapete che deterrente importante che nei confronti della criminalità il fatto di portare le stazioni decentrate della polizia locale nei quartieri vuol dire fare quello che tutti dicono ma non fanno mai, il poliziotto di quartiere, il Bobby all'inglese, cioè il poliziotto che cammina in mezzo alle strade e va avanti e indietro, fa tutta un'attività di deterrenza. Gli accordi con i comuni contermini che abbiamo cominciato, fatto con Albignasego e Vigo d'Arzere, ma bisogna fare con tutti i comuni della cintura, vuol dire mettere 300 agenti di Padova insieme a 500 agenti della cintura, una pattuglia molto importante, quindi i turni serali possono essere fatti all'Arcella, però poi a Cadonega e Vigo d'Arzere, come anche con le altre parti della città, in aree dove la polizia urbana fa il giro la notte, fa la ronda, diciamo, per l'Arcella, ma va anche a Cadonega, a Vigo d'Arzere, va al Bignasego, va a Noventa. Io credo che questo sia il progetto importante, un progetto di città metropolitana anche nel campo della sicurezza pubblica, anche nel campo del controllo del territorio. Io sono per una politica di controllo e contrasto della criminalità fatta anche di azioni forti. Quando abbiamo recintato i giardinetti all'Arcella in Piazza Azzurri d'Italia, tutti dicevano ecco è arrivato Bitonci, vuole alzare muri, vuole fare barriere, cose così. Andate a vedere, prima c'erano gli spacciatori e i drogati che occupavano le panchine, adesso ci sono bambini che giocano sui giochi e l'area cani, la sera è una meraviglia vedere 20-30 cani con le persone che vanno a portare i cani e ci sono, va bene, i sacchettini per le deiezioni, così. Questo è ordine e pulizia. Io voglio mettere ordine e pulizia in città. E quando si parla di immigrazione, ecco, penso che anche questo sia un altro tema importante, che sia chiaro per decidere. Bitonci dice no accoglienza di qualsiasi tipo, no accoglienza diffusa e no hub a Padova. Abbiamo fatto una grande battaglia sulla Prandina che abbiamo vinto, lo dico a chi insomma prima ha detto delle cose non vere, abbiamo vinto insieme ai commercianti e ai cittadini, un hub con 500 profughi clandestini che è andato via da Padova ed era in centro storico, prima le tende poi i moduli abitativi. Grazie alle denunce fatte dal sottoscritto, fatte alla Regione, fatte al Ministero, fatte ai beni ambientali perché non si poteva fare, ecco, e il prefetto ha fatto una grandissima retromarcia. E dopo sentiamo dire Lorenzoni, ecco, il vice sindaco in pectore, ecco, di Giordani, dire ma cosa vuoi che siano i 500 di Bagnoli, anche se vengono a Padova in una grande città dobbiamo essere una città accogliente di tipo europeo, ma non penso che sia questo il progetto dei padovani, o quello di Giordani del dire sia l'accoglienza diffusa nei quartieri perché lui abita in un attico in centro, cioè questo tipo di politica non va bene,
andate in via Paisiello, andate vicino alla zona dell'Arcella dove ci sono i supermercati Aspia, in una zona proprio dietro i supermercati dove hanno messo 36 clandestini e profughi. Se la gente è contenta, la gente è arrabbiata e non vuole questo tipo di accoglienza nel territorio. Continueremo a combattere per questo. E poi basta spacciatori in giro per la città. Io utilizzerò le norme del governo, prima il decreto Maroni e poi di questo governo, che dice DASPO, il DASPO per chi spaccia, per i delinquenti. Questi entrano ed escono ovviamente dalla galera dopo qualche giorno, spacciano, vengono presi, poi il giorno dopo sono fuori, ricominciano. Bisogna dire che non possono più stare in una determinata zona, quindi utilizzerò il DASPO che era utilizzato per gli stadi e per la tifoseria, che è stato esteso a questa possibilità anche ai sindaci. Quindi io sarò un sindaco che guarda soprattutto alla sicurezza dei propri cittadini. Tonci, allora Padova è anche capitale economica del Veneto e anche capitale, direi, dell'innovazione e della ricerca. In questa direzione voi siete impegnati, contate di sviluppare ulteriormente queste potenzialità? Abbiamo la zona industriale più importante del nord-est, fra le più importanti d'Italia, tra l'Interporto Padova e la ZIP, con attività e aziende che sono famose a livello internazionale. Io ho proposto nel mio programma, oltre alla diminuzione dell'IMU che abbiamo fatto già in questi ultimi 2 anni e mezzo, ricordo che Massimo Bitonci ha tagliato l'addizionale comunale IRPEF dello 0,1, era 0,8 la più alta in Italia, è tornata allo 0,7 e faremo un ulteriore taglio allo 0,6. Abbiamo tagliato la Tasi Latari del 5%, abbiamo tagliato l'IMU sui capannoni e le attività produttive dello 0,5, quindi abbiamo già dato un incentivo. Abbiamo cancellato la tassa sulle tende, quella cosa odiosa, la tassa sull'ombra. Abbiamo tagliato anche un po' l'imposta di soggiorno, che è molto... Abbiamo contestato il decreto del governo, abbiamo vinto al TAR di Roma contro la suddivisione del Fondo di solidarietà ai comuni, 52 milioni di euro che torneranno ai padovani sulla questione dell'Immura. Quindi abbiamo avuto anche il coraggio di contrastare i provvedimenti a livello nazionale sulle rendite catastali che sono molto alte a Padova. Nella zona industriale abbiamo fatto una proposta ulteriore in questa campagna elettorale. Taglieremo l'IMU a tutte le nuove attività produttive che vengono a insediarsi in zona industriale, perché diamo una mano all'esistente col taglio dell'IMU del 0,5, ma diamo una mano anche a chi si sposta da altre zone industriali e viene su Padova, e penso che questa sia una cosa importante. E poi SUAP, sportello unico attività produttive, adesso si va in Camera di Commercio, si va in comune, si va magari su un ufficio, si fa un altro, un unico sportello. L'imprenditore che vuole aprire l'attività viene in comune, un unico sportello, e deve essere il comune che chiede agli altri enti. È un progetto che era già iniziato, che porteremo a termine, e questo vale sia per la pizzeria, sia per la gelateria, sia per la grande impresa che ha tutte altre problematiche, uno sportello unico per le attività produttive. Questa è la mia promessa per i padovani. Ecco, allora abbiamo ancora qualche minuto. Il 25 giugno, cioè questa domenica, si vota, ma fa un gran caldo e c'è, come sempre nelle consultazioni in Italia, il pericolo astensione, no? C'è questo pericolo per le istituzioni che si presentano. È già successo al primo turno, perché si poteva tranquillamente votare il 28 di maggio. Si era liberata una data con il problema del referendum, che è stato ovviamente poi non è stato più fatto grazie alle decisioni del governo. C'era una finestra che poteva essere occupata, le elezioni a Padova sarebbero probabilmente già terminate, già finite. Le scuole erano ancora aperte e quindi la gente sarebbe andata tutta quanta a votare. L'hanno fatto in giugno, adesso si vota quasi a luglio, e quindi domenica il 25, molto avanzati. A Padova c'è stato un problema ulteriore, perché sapete che quando c'è la festività del Santo, che è una festività importantissima a Padova, qualche famiglia si è presa qualche giorno in più e quindi tanti erano fuori. Io faccio un appello veramente importante questa sera a tutti, lo faccio da questo canale, lo faccio da Antenna 3, andate a votare, perché l'alternativa è veramente incredibile per Padova, quindi
Pensate a cosa può essere un'amministrazione dove c'è dentro di tutto, comandata dal burattinaio Zanonato, ma con dentro la Ruffini, con dentro i centri sociali, con dentro di tutto, veramente, da qualcuno di destra all'estrema sinistra. E guardate invece cosa c'è dall'altra parte. Massimo Bitonci, che ha lavorato per 2 anni e mezzo, che ha un programma amministrativo concreto, che ha un piano pluriennale già finanziato e realizzabile di 90 milioni di euro di opere pubbliche, finanziate, completamente finanziate, con finanziamenti anche a livello statale che abbiamo vinto, altro che abbiamo perso finanziamenti. Il progetto Città Degradate, è vero che siamo arrivati al 100° posto, ma ne hanno finanziati 110 con 4 miliardi di euro, quindi c'è dentro anche il Comune di Padova con tanti progetti importanti. Abbiamo vinto anche il PORFES di carattere regionale europeo, 15 milioni di euro che vengono a Padova, metà per acquistare 11 bus elettrici, la mobilità vera, non finta che dicono gli altri, bus elettrici a batteria. Ecco, questo è il nostro progetto, quindi mi raccomando, andate a votare. Massimo Bitonci si porta 14-15 consiglieri della lista civica Bitonci. Questa è la realtà. E la civica Bitonci è stata votata da un padovano su 4, capito? Altro che partiti. E tutte quante persone della società civile, quindi stabilità, e vuol dire progetti nuovi per la città. Quindi queste sono le 2 alternative. Andate a votare, perché il giorno dopo pentirsi è una bruttissima cosa. Si rinuncia magari a mezz'oretta, prima di andare al mare, prima di andare in montagna, prima di andare da qualsiasi parte, si va a votare. Fatelo, e sono pronto a lavorare come ho sempre fatto per 5 anni per i bisogni dei padovani. Grazie molte a Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, candidato sindaco al prossimo ballottaggio di questa domenica 25 giugno. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci.